Sernaglia. Sindaco, oggi un momento molto importante è appunto un passaggio di testimone da quella comunità che costruì quel monumento alla comunità di oggi. Sì, senz'altro una cerimonia importante, un traguardo importante anche per ricordare un centenario di un monumento che, come ho ripetuto anche nel corso del percorso che abbiamo fatto, non è un monumento fine a se stesso, ma ricorda la storia, ricorda la nostra identità, ricorda i caduti che hanno creduto, hanno sperato in un futuro migliore, consegnando un paese anche migliore. Quindi a loro il ringraziamento, ma soprattutto abbiamo voluto creare anche un percorso con la comunità, un percorso con gli studenti e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo per spiegare la storia e per non perdere il passato, ma soprattutto perché il passato possa essere ricordato e dagli errori del passato si possa sempre imparare. Perché su quel monumento nel 1923 sono stati incisi i nomi dei sernagliesi che sono caduti nella Grande Guerra. Quindi era nostro dovere ricordare quei ragazzi che più di 100 anni fa appunto hanno dato la loro vita per il nostro paese, e soprattutto la cosa che ci premeva era rendere omaggio anche al nonno di Nicola Stefani, Tullio Pilonetto, che lui per timidezza forse non ha voluto ricordare quando ha fatto i suoi discorsi, ma che noi ci teniamo molto perché è un sernagliese doc e ha fatto tanto per la ricostruzione anche di Sernaglia subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Allora, il monumento nasce dall'idea di commemorare un po' entrambi i paesi, sia Moriago della Battaglia che Sernaglia della Battaglia, tant'è vero che nella stessa giornata, la mattina prima è stata fatta la cerimonia dell'erezione del cipo dell'Isola dei Morti, c'è stata la Santa Messa e poi in corteo sono venuti su fino a Sernaglia, quindi immaginiamoci per l'epoca tutti i reduci che hanno partecipato, tra cui sembrava ci fossero anche dei reduci garibaldini, e che sono venuti su con i loro vessilli per ricordare i caduti di Sernaglia della Battaglia. E poi nel pomeriggio c'è stato anche lo scoprimento della targa presso Molino Manente, che è stato il primo comando italiano dopo la battaglia della Sernaglia, la notte praticamente del 28 ottobre 1918.